Sulla decisione presa a Roma non sono stati contattati né i gruppi di base, né i circoli, né tantomeno le federazioni. Con queste parole una ventina di giovani del PD di Vicenza ha occupato la sede del partito, tra loro renziani, cuperliani e civatiani, che hanno chiesto al più presto un'assemblea provinciale per discutere di quanto deciso a Roma. Intanto le reazioni di alcuni parlamentari veneti del PD sono indirizzate alla prudenza verso il prossimo governo Renzi. Non è convinto di continuare a governare con il centrodestra Felice Casson, che ha votato no alla direzione nazionale. Ripartire con la stessa maggioranza è un segnale negativo e soprattutto puntare al 2018 senza elezioni è poco convincente. Renzi dovrà saper ascoltare il territorio, dovrà abbassare le tasse e il cuneo fiscale, altrimenti il suo governo sarà una scommessa che potrebbe anche perdere, dice Casson. C'è infatti un rischio reale. Quello di non riuscire a dare una svolta alla politica economica del governo, quindi sarà importante avere figure nuove e diverse che facciano ripartire l'economia. Termina l'esperienza di governo il veneziano Pierpaolo Baretta, che sottolinea come per Renzi e per il PD si apra una grande occasione, con un impegno sopra tutti gli altri. Rispondere alla crisi drammatica di carattere economico e di carattere sociale. Certo, lo voglio dire anche alla luce dell'esperienza personale che ho fatto al Ministero dell'Economia, in una situazione che resta difficile dal punto di vista delle risorse pubbliche e dal punto di vista dei vincoli europei, che sono uno degli oggetti sui quali bisognerà assolutamente intervenire ricontrattando con l'Europa i margini troppo esigui. Anche il vicentino Giorgio Santini considera gravi i problemi che Renzi si troverà ad affrontare, anche se pare fiducioso sulle capacità del segretario. Non è scontato che si faccia un nuovo governo, bisogna trovare una maggioranza, anche se l'indicazione che il PD dà è che sia la maggioranza attuale. Io credo che nei primi giorni, la settimana prossima, la cosa si potrebbe risolvere. Il veneziano Davide Zoggia sottolinea come la minoranza del PD non abbia mai tifato né per un Letta bis né per un Renzi 1 e sembra un po' caustico nei confronti dell'iniziativa del partito. Siamo in una fase in cui ci piacerebbe conoscere meglio quelli che sono i dettagli del suo governo e anche del programma. Per il momento abbiamo assistito, diciamo, a un semplice avvicendamento. Tra l'altro, insomma, secondo me bisognava che il giudizio verso il governo Letta fosse un po' più completo e anche più generoso.